Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di un nome che ancora oggi corre sulle strade del mondo, inciso sui pneumatici e legato all'idea di velocità, innovazione e creatività italiana. Ma dietro quel marchio famoso c'è la storia di un giovane di cognome Pirelli, un visionario capace di trasformare la gomma in una forza di cambiamento per il suo tempo. Ma chi era quest'uomo, capace di intuire il futuro prima degli altri? E come nacque da un piccolo laboratorio un marchio destinato a diventare simbolo dell'industria italiana nel mondo? È qui che comincia il nostro viaggio, sulle tracce di Giovanni Battista Pirelli, tra sogni, coraggio e invenzioni che avrebbero cambiato per sempre il volto dell'Italia industriale. Sulle rive tranquille del lago di Como si trova Varenna, un piccolo borgo pittoresco, con case in pietra che scendono fino all'acqua, barche di pescatori legate ai moli e montagne che fanno da cornice. È un luogo dove la vita scorre calma, segnata dal lavoro nei campi e dal ritmo delle stagioni. In questo scenario raccolto, nel 1848, nasce Giovanni Battista Pirelli. Non è solo l'anno della sua nascita, è anche l'anno delle rivoluzioni che scuotono l'Europa e delle prime insurrezioni a Milano e in Lombardia. Giovanni viene al mondo in un'Italia ancora divisa, ma che sogna l'indipendenza e l'unità. La famiglia Pirelli non è ricca, ma vive con dignità. Con il lavoro quotidiano ottiene il necessario e trasmette ai figli valori solidi, il rispetto, l'onestà e la convinzione che la fatica sia la via per costruire qualcosa di duraturo. Negli anni 50 dell'Ottocento, quando Giovanni è ancora adolescente, cresce respirando questa atmosfera modesta, imparando presto che la costanza e l'impegno sono il fondamento di ogni cammino. Eppure, dentro di lui nasce un desiderio diverso. Non gli basta ripetere i gesti dei padri, non gli basta rimanere tra le mura strette del borgo. Vuole capire il mondo, scoprire nuove strade, dare un contributo al futuro dell'Italia, che in quei decenni sta cercando di diventare una nazione unita. Con questo spirito, Milano diventa presto un sogno e un richiamo. La città sta cambiando rapidamente, le strade si riempiono di carrozze, le botteghe si trasformano in officine, i giornali raccontano scoperte che arrivano dall'Europa. Lì si respira il clima del risorgimento, fatto di speranze, sacrifici e progetti per un'Italia moderna. Giovanni capisce che deve andare a studiare in quel centro vivo, dove il sapere e la tecnica aprono orizzonti inediti. Nel 1863 a Milano viene fondato il Politecnico, la prima grande scuola di ingegneria in Italia. Giovanni, ancora molto giovane, si iscrive poco dopo tra i primi studenti. È un passo decisivo. Lì trova insegnanti preparati, strumenti moderni e un ambiente che guarda al futuro. Frequenta i corsi con passione, affronta ore di studio con disciplina, scopre il fascino della matematica e della fisica, si appassiona alle macchine e alle invenzioni che promettono di cambiare la vita quotidiana. In questo ambiente Giovanni apre gli occhi sul futuro, ascolta discussioni di politica e di educazione, osserva il sorgere delle prime industrie e riflette sul ruolo che anche i cittadini comuni possono avere. Comprende che la vera forza di un paese non si misura solo nei palazzi del potere,
ma nella capacità di creare lavoro, innovazione e dignità per la gente. È così che nasce la sua vocazione industriale, non una semplice ambizione personale, ma il desiderio di essere parte di un processo collettivo. Dopo gli anni di studio al Politecnico di Milano, Giovanni Battista Pirelli sente che è arrivato il momento di trasformare le conoscenze in realtà concreta. L'Italia, da poco unita, ha bisogno di strade, di comunicazioni, di industrie moderne. Milano, cuore economico del Nord, diventa il luogo ideale per fare il salto. Ma per immaginare davvero il futuro bisogna guardare oltre i confini. E così Pirelli parte per la Svizzera, dove la scienza applicata e le nuove tecnologie industriali stanno facendo grandi passi. È in quel contesto che entra in contatto con un materiale ancora poco diffuso in Italia, la gomma. All'inizio appare quasi una curiosità, portata dall'America tropicale, ma in breve tempo l'Europa inizia a scoprirne le potenzialità. Pirelli osserva attentamente. È elastica, impermeabile, resistente. Con queste qualità immagina che possa sostituire legno e metallo in molte applicazioni e aprire nuove strade per la tecnica. È un'intuizione che lo segnerà per sempre. Tornato a Milano, decide di non lasciar cadere quell'idea. Nel 1872, a soli 24 anni, fonda la sua prima fabbrica di articoli in gomma, in via Ponte Seveso, vicino alla stazione ferroviaria. È una posizione strategica. La ferrovia collega Milano al resto d'Italia ed Europa e facilita il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti. L'impresa nasce piccola, con pochi operai e macchinari semplici, ma l'obiettivo è grande: portare la gomma dentro la vita moderna del paese. All'inizio i prodotti non sono pneumatici, ma articoli tecnici indispensabili per l'epoca: tubi per l'acqua, cavi per il telegrafo, guarnizioni per macchine e rivestimenti per l'industria. Uno dei primi contratti importanti arriva proprio con il governo italiano, che affida a Pirelli la produzione di cavi sottomarini e terrestri per collegare le città. È un passo decisivo. Dimostra che un giovane imprenditore lombardo può offrire soluzioni affidabili in un settore dominato da aziende straniere. Non mancano però le difficoltà. Le tecniche di lavorazione sono nuove, la materia prima arriva da lontano e i costi sono alti. Molti guardano con scetticismo a quella fabbrica di gomma, convinti che non potrà durare. Ma Pirelli non si lascia intimorire. Con pazienza studia, sperimenta, reinveste i guadagni nella ricerca. La sua forza è la determinazione. Ogni errore diventa un'occasione per migliorare, ogni ostacolo una spinta a crescere. Col passare degli anni, la fabbrica si consolida e inizia ad assumere più operai. Milano vede nascere una realtà che non è più solo un esperimento, ma una vera industria. I prodotti Pirelli viaggiano lungo la rete ferroviaria, raggiungono porti e città lontane, portando il nome dell'azienda fuori dai confini lombardi. Per la prima volta, la gomma entra davvero nella vita quotidiana dell'Italia, preparando il terreno a nuove conquiste. Da quella base solida arriva il momento della vera svolta. Negli ultimi decenni dell'Ottocento, l'Italia e l'Europa cominciano a cambiare ritmo. Le biciclette diventano sempre più popolari tra i giovani, gli studenti, i lavoratori.
sono un nuovo simbolo di libertà e movimento. Giovanni intuisce subito l'importanza di quella invenzione e decide di portarla in Italia. Così, nel 1890, la sua azienda apre una nuova linea di produzione dedicata alle gomme per biciclette. È un passo impegnativo. Bisogna adattare i macchinari, sperimentare la lavorazione del caucciù e creare stampi nuovi. Ma il risultato sorprende tutti. Le ruote diventano più resistenti, il viaggio più sicuro e confortevole. Il successo non tarda ad arrivare. Nel giro di pochi anni i giornali parlano di quella invenzione, i negozi iniziano a venderla e le biciclette con gomme Pirelli corrono sulle strade di Milano e poi oltre i confini lombardi. Intanto, sulle strade d'Europa compaiono le prime automobili, ancora rare, costose, rumorose, ma destinate a cambiare tutto. Pirelli capisce subito che quella sarà la sfida del nuovo secolo. Per questo, già nel 1901, la fabbrica comincia a produrre i primi pneumatici per automobili. È una scelta coraggiosa. Servono gomme più grandi, forti e sicure. Giovanni Battista Pirelli non si ferma davanti alle difficoltà, compra nuovi macchinari, lavora con ingegneri e meccanici, segue da vicino ogni novità. E proprio in quegli anni, quando l'automobile inizia davvero a diffondersi in Italia e in Europa, il marchio Pirelli è già pronto ad accompagnarla, diventando sinonimo di fiducia e prestigio. L'espansione non si limita all'Italia. Nei primi anni del Novecento, i pneumatici Pirelli arrivano in Francia, in Germania e perfino in America Latina. La mobilità moderna porta con sé nuove possibilità di commercio, turismo e comunicazione, e in ogni ruota che gira c'è un pezzo di ingegno italiano. Milano non è più soltanto la capitale della moda e della cultura, ma si afferma anche come centro industriale che guarda all'Europa con orgoglio. Proprio in questo periodo nasce anche un simbolo destinato a durare, il logo con la P lunga. Quella lettera, allungata come a correre veloce, appare sulle pubblicità e sui manifesti, diventando immediatamente riconoscibile. Non è solo un marchio, ma una firma che racconta velocità, affidabilità e modernità. Chiunque la veda capisce che dietro c'è un'azienda italiana capace di competere con i giganti dell'industria europea. Nel 1907 Pirelli ottiene una consacrazione speciale. I suoi pneumatici equipaggiano l'Itala, che partecipa al Raid Pechino-Parigi, una gara incredibile di automobili organizzata dal giornale francese Le Matin. Non era una corsa di velocità, ma una sfida di resistenza. Più di 16.000 chilometri tra montagne, deserti e strade quasi inesistenti. L'Itala, con le gomme Pirelli, arriva per prima al traguardo e tutti capiscono che quei pneumatici sono capaci di resistere a condizioni estreme. Per l'azienda è un trionfo indiretto ma enorme. Da quel momento Pirelli diventa sinonimo di affidabilità e forza nel mondo delle competizioni. Da lì in avanti, tra biciclette, automobili e corse leggendarie, il nome Pirelli entra stabilmente nella storia dei trasporti moderni. Dopo le prime grandi affermazioni nelle competizioni, Giovanni Battista Pirelli continua a guardare lontano. Negli anni 10 del Novecento, quando ha già superato i 60 anni, l'azienda non è più un piccolo laboratorio, ma una realtà industriale riconosciuta in tutta Europa. A Milano nascono stabilimenti più ampi e moderni,
dove non si produce soltanto, ma si studia e si innova. Nei reparti di ricerca si sperimentano nuove mescole di gomma, si perfezionano i processi di vulcanizzazione e si cercano soluzioni sempre più sicure e resistenti. L'idea è chiara. Ogni passo avanti deve preparare il terreno al futuro. In questo stesso periodo cresce anche il legame con il mondo delle corse. Negli anni 20 e 30, le automobili con gomme Pirelli partecipano a gare leggendarie come la 1000 miglia o i circuiti europei più difficili. Non si tratta soltanto di spettacolo. Quelle strade diventano un laboratorio a cielo aperto. Ogni prova estrema rivela punti di forza e debolezze, e subito gli ingegneri trasformano l'esperienza delle corse in miglioramenti concreti per i pneumatici destinati a milioni di persone. È così che il marchio Pirelli diventa sinonimo non solo di affidabilità, ma anche di velocità e spirito innovativo. Con il passare degli anni, la vita del fondatore volge al termine. Giovanni Battista Pirelli muore nel 1932, a 84 anni. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, ma non interrompe il cammino iniziato decenni prima. I dirigenti e i tecnici che aveva formato continuano a guidare l'impresa con lo stesso spirito di innovazione. Negli anni 30, Pirelli è già un nome riconosciuto non solo in Italia, ma anche in Europa, grazie ai suoi pneumatici e ai cavi che collegano città e reti elettriche. L'eredità del fondatore appare solida e pronta a resistere alle prove del tempo. Quando pochi anni dopo scoppia la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia viene travolta dal conflitto e anche le industrie subiscono gravi colpi. Molte fabbriche vengono bombardate, mancano materie prime, la produzione si ferma. Anche Pirelli soffre queste difficoltà, ma alla fine della guerra, in un paese distrutto ma desideroso di rinascere, l'azienda trova la forza di ricominciare. Negli anni 40 e 50 riapre gli stabilimenti, assume nuovi operai e porta tecnologie moderne. In questo modo diventa uno dei simboli della ricostruzione italiana, aiutando il paese a tornare a muoversi e a sperare nel futuro. Nel frattempo, il nome Pirelli comincia a superare i confini della fabbrica. Negli anni 50 e 60 il marchio non è più soltanto un segno sulle gomme, diventa anche un'icona culturale. Le campagne pubblicitarie, curate da grandi illustratori e grafici, trasformano un prodotto industriale in un simbolo di stile ed eleganza italiana. Questo percorso trova il suo culmine nel 1964 con la nascita del calendario Pirelli. Nato come omaggio per clienti e collaboratori, diventa presto un oggetto di culto internazionale. Le sue immagini d'autore uniscono industria, bellezza e arte, mostrando che anche un marchio tecnico può parlare all'immaginazione e ai sentimenti. Dalla ricerca scientifica alle corse automobilistiche, dalle fabbriche alla cultura visiva, Pirelli si afferma come uno dei nomi più rappresentativi dell'Italia moderna. Non è soltanto un'azienda di pneumatici, è il simbolo di un paese che sa innovare, competere e trasformare il lavoro in arte. Ma al centro di tutto resta la visione di Giovanni Battista Pirelli, il ragazzo di Varenna che aveva creduto che il futuro potesse nascere dallo studio, dall'impegno e dal coraggio di osare. La sua eredità non è fatta solo di fabbriche o di prodotti,
ma di un insegnamento universale, che anche dalle rive tranquille di un piccolo borgo possono partire idee capaci di cambiare il mondo. Oggi il nome Pirelli corre sulle strade di ogni continente e continua a raccontare la stessa lezione del suo fondatore: innovare con passione, guardare avanti con fiducia e non smettere mai di costruire il domani. Così finisce la nostra storia di oggi. La vita di Giovanni Battista Pirelli ci insegna che anche dalle radici più umili può nascere un sogno capace di cambiare un paese. Con il suo lavoro ha trasformato un materiale nuovo, la gomma, in un motore di progresso e di fiducia. La sua eredità non è soltanto un'azienda, ma un messaggio. Il futuro si costruisce con lo studio, con la ricerca e con il coraggio di guardare lontano. Oggi il nome Pirelli continua a correre sulle strade del mondo come simbolo dell'ingegno italiano e della capacità di unire industria, cultura e innovazione. Se vuoi continuare a scoprire i protagonisti, i luoghi e le tradizioni che raccontano l'anima dell'Italia, resta con noi. Ogni settimana un nuovo viaggio ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.